e noi avevamo finito la tappa ad Alba ed ero riuscito a far perdere la maglia rosa a Merckx, però non era tanto contento. L'unico contento ero io che gli dicevo, "Oh, ce l'ha una squadra forte, noi possiamo correre tranquilli per un po' di giorni. Se vinceva la maglia una squadretta sarebbe stato meglio andare a prenderlo, ma così era Dancelli con la Molteni, eravamo abbastanza sicuri. Allora l'ho convinto, è stato tranquillo fino alle 3 cime di Lavaredo, 10 tappe, insomma. E in effetti lui tutti i giorni avrebbe dato battaglia. Invece così ha imparato a gestirsi. Credo che l'abbia aiutato anche Adorni perché ha detto a metà giro, ha attaccato i calzoni per fermarlo. Perciò, però ecco, ha imparato ad alimentarsi e a gestirsi in corsa.